L'allarme scatta verso le 10 nell'ufficio protocollo del comune di Treviso. Una busta bianca destinata al signor sindaco Mario Conte viene maneggiata da una dipendente. Dalla missiva fuoriesce della polvere bianca. In controluce si vede che all'interno c'è un foglio con scritto "The End", fine. La polvere bianca sporca il braccio della donna. In ufficio scatta subito la chiamata ai vigili del fuoco. Viene isolato. Sul posto i pompieri del nucleo batteriologico, carabinieri ed Igos. All'interno ci sono 7 persone, 2 sono giovanissimi stagisti. Il sindaco Conte è nel suo ufficio e accorre immediatamente. Non ci preoccupa, mi dispiace invece per i dipendenti comunali che adesso dovranno anche sottoporsi alle verifiche in ospedale. C'erano anche 2 stagisti, adesso andrò a trovarli. Ringrazio ovviamente le forze dell'ordine, ringrazio i dipendenti stessi per la grande professionalità che stanno dimostrando proprio in questi momenti. E poi se qualcuno pensa di intimorire un'amministrazione comunale attraverso una lettera e un po' di polvere, penso che stia sbagliando assolutamente strada e metodi. Nessun simbolo particolare sulla busta, al vaglio delle forze dell'ordine la scritta "Si parte da qui". Le minacce al sindaco Conte arrivano a quasi un anno dal fallito attentato alla sede regionale della Lega al K3, che ha portato all'arresto di 2 anarchici qualche settimana fa. Quasi che Treviso possa essere diventata il simbolo del Carroccio. Continueremo a lavorare sempre di più perché sempre di più vogliamo essere il simbolo della Lega in Italia, quindi se qualcuno, ripeto, pensa che attraverso questi gesti di indebolire o rallentare l'azione politica e amministrativa di questa amministrazione e della Lega in generale, si sbaglia di grosso. Nel frattempo per i 7 dipendenti è scattata la profilassi. In via precauzionale sono stati decontaminati. Eccoli mentre escono dall'ufficio vestiti con delle speciali tute bianche e portati in ospedale al Cafoncello per tutti gli esami del caso. I vigili del fuoco, dopo aver sigillato l'ufficio, hanno chiuso in un sacco nero la busta anonima e tutti gli oggetti che sono venuti in contatto con la polvere sospetta per essere trasportati e analizzati nelle loro sedi di Padova e Mestre. Lasciamo lavorare gli inquirenti che adesso faranno le indagini. Sicuramente una persona che fa questo gesto non è tanto equilibrato, quindi sicuramente uno sbandato.